Buonasera, cari telespettatori. In esclusiva per il nostro canale, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è aperto ai microfoni del Corriere dello Sport, svelando dettagli interessanti sul futuro della squadra partenopea. De Laurentiis ha toccato vari argomenti, partendo dalle sue impressioni su Garcia, quando mi sono accorto che Garcia non era la scelta più giusta. Il giorno che l'ho presentato a Capodimonte. Avrei dovuto fare un coup de théâtre e dire, ve l'ho presentato, però adesso se ne va. Il presidente ha espresso il suo disappunto per l'approccio di Garcia e la sua insistenza su uno stile di gioco, diverso da quello di Spalletti. Sui piani di mercato, De Laurentiis ha dichiarato, farò almeno 3 operazioni. Forse 4. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse 2. Ha anche confermato la cessione di Elmas e discusso dei rinnovi contrattuali di Zieliński e Osimhen. Sui giocatori, il presidente ha commentato, su Elmas, già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno 90 minuti. Mentre sul rinnovo di Zieliński ha sottolineato l'interesse del giocatore a rimanere, ma ha notato le sfide legate alle preferenze climatiche del polacco. Infine, sulla situazione di Osimhen, De Laurentiis ha assicurato, l'ho detto e lo ripeto, siamo addirittura d'arrivo. E così, cari telespettatori, il Napoli si prepara a un mercato movimentato sotto la guida determinata di Aurelio De Laurentiis. Continuate a seguirci per gli aggiornamenti in tempo reale e rimanete con noi per ulteriori dettagli sul futuro della squadra azzurra. Grazie per essere stati con noi. Buona serata, forza Napoli sempre e tutto per lei.